Puntuali, puliti, non sovraffollati e confortevoli. Così il governatore del Veneto Luca Zaia chiede che siano i treni, non inveisce contro Trenitalia, con cui la regione ha deciso di non rinnovare il contratto, pur nel rispetto della scadenza della fine 2014, anche se nel frattempo verrà indetta la gara per il nuovo concessionario. Beh, abbiamo un contratto che è pagato con i soldi delle tasse dei veneti, per cui nel contratto si è sempre in due, noi e Trenitalia, quindi finché il contratto non sarà scaduto controlleremo fino in fondo ogni punto previsto dal contratto. Zaia resta inevitabilmente sul piede di guerra in tema di tasse. In un paese civile quando tu guadagni paghi le tasse, non evadi, non fai nero, ma una volta pagate le tasse poi dei soldi puliti che ti restano in tasca in teoria dovresti fare quello che vuoi. In Italia no, finché hai soldi in tasca c'è sempre qualcuno che ti insegue per farti pagare qualcosa. Altro argomento caro al governatore veneto la sicurezza, specie dopo l'incontro con il nuovo prefetto di Padova, Patrizia Impresa, che Zaia dice di aver trovato sensibile al tema, pur se l'ordine pubblico, sottolinea, si fonda su un'adeguata pianificazione da parte delle amministrazioni, come il miglioramento dell'illuminazione, la videosorveglianza e i controlli delle persone. A proposito di amministrazione, alla domanda se teme che il fronte dei sindaci capoluogo, costituitosi nel nome del piano casa e divenuto operativo anche a fronte di altre tematiche, come il trasporto pubblico locale, possa diventare un elemento ostile alla regione, Zaia chiosa che l'unione può soltanto significare coordinamento ed efficienza, ma che muro contro muro non deve assolutamente esistere, perché in mezzo ci sono sempre e solo i cittadini.